the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, the girls in their hair, while the shouting and they just sit way over there. Songs they get louder, each one better than before. Grazie. No, un attimo, non ho capito, mi può ripetere? Io mi chiamo Gianfilippo Neri. Voi avete messo l'inserzione a Subra.it? Sì. Appartamento? Sì. Mi sente? Sì, vi sento, dimmi. Io mi chiamo Gianfilippo Neri. Ho capito che ti chiamo Gianfilippo, dimmi. Volevano avere delle informazioni sull'appartamento. Come potete sentire, il connubio Napoli in the World Magazine e Radio Marte, nella persona di Gigio Rosa, non nasce a caso, perché anche a microfoni spenti si accalora qui la discussione sulla vera e sull'essenza della napoletanità. E Gigio ci dà qualche delucidazione in tal senso, non per fare da maestro. Ci mancherebbe altro a faccia mia sotto i piedi napoletano, ci mancherebbe, da napoletano dico questo. Però io penso questo, io credo che da napoletano dico che Napoli è il popolo più bello del mondo, è quello che ha più idee, più creativo, è quello più di cuore, è quello più simpatico, è quello più passionale, insomma abbiamo tutte le qualità, siamo quelli che sanno cucinare meglio, siamo quelli che insomma quando facciamo le cose le facciamo sul serio, però lo sappiamo fare meglio di qualunque altro popolo del mondo, quindi al di là delle polemiche padane o meno, guardiamo oltre, paragoniamoci al mondo, non ad altri popoli italiani, con tutto rispetto per loro. Però quello che dico è che il più grande difetto di questo popolo è l'egoismo. Noi siamo un popolo di egoisti, qualcuno è diventato egoista col tempo perché ha avuto delle esperienze negative e quindi si è chiuso in se stesso e è diventato molto egoista, altri invece lo sono senza rendersene conto. Secondo me, se i napoletani fossero un po' più altruisti, se per altruismo intendiamo tutto, anche gettare la carta dal finestrino, chi getta, tu che hai gettato qualche volta la carta dal finestrino della tua macchina, ma chi pensi che la raccolga quella carta? Dove pensi che vada a finire? Ai lati della strada? Sporcherà comunque le strade, sporcherà comunque il cammino dei tuoi figli, dei tuoi genitori, certo. Perché poi diventa un po' come quel meccanismo per cui siamo andati in un bagno pubblico quando è sporco, vabbè tanto è sporco, sporchiamolo ancora di più. Se invece è pulito però... È un atteggiamento stupido, infatti solo da qualche anno nei bagni pubblici dei centri commerciali trovi: ti preghiamo di lasciare il bagno nelle condizioni in cui l'hai trovato, e guarda caso io a dirti la verità mi sembra che siano un po' più puliti mediamente, ma questo hai fatto un esempio giusto. Altruismo, pensare agli altri, rispettarli, fare sempre le code, le file, ma perché la fila non ci piace? La fila è una cosa dritta di persone una dietro l'altra. Quando si arriva in un posto, con molta serietà si dice: chi è l'ultimo? Sono io, e ci si mette dietro. Punto. Invece no, da mettere là, da mettere annanzi. Scusate, già solo chiedere una cosa. Un attimo, no, signore. Si creano delle cose antipatiche. Bisogna essere più altruisti. Bisogna sempre, quando ci sveglia al mattino, pensare agli altri. Pensare se si sta facendo qualcosa di sbagliato nei confronti degli altri. E se non stiamo facendo nulla di sbagliato nei confronti degli altri, pensiamo a fare qualcosa di buono, che è già qualcosa. Ma possiamo lanciare, per così dire, un'idea simbolica per cui questo I Love Napoli possa identificare tutto quello che tu dicevi poc'anzi? Ma lo identifica, cioè è nato per quello. Io non voglio odiare la mia città, non riesco a odiare la mia città, io amo questa città, e per città non intendo solo il Vesuvio, Mara, o Castel dell'Ovo, no, non solo i monumenti, io per città intendo tutto, la filosofia di vita, la psicologia, le buone e le belle cose che sono di Napoli. Siccome sono di più le cose buone di Napoli, sono più delle negative, schiacciamo le cose negative, schiacciamole combattendole, facendoli ragionare, facendogliele capire, in tutti i modi, ma il buono deve prevalere, perché questa città può tirarsi fuori da ogni guaio solo e esclusivamente se si innescherà il meccanismo dell'altruismo. Altruismo vuol dire anche fermare uno che dà fastidio e dire: senti, per favore, non dare fastidio, stiamo facendo una cosa, per favore, sta dando fastidio a tutti, renditi conto, lo so, si rischia la rissa, se lo dite col sorriso sulle labbra, non vi picchierà nessuno, state tranquilli.
Ma questo applauso che sentivamo scattare da fuori era per te o ci sono altre? No, secondo me qualcuno ha portato il paste. Qualcuno ha portato le paste in radio, sono tutti contenti. No, perché questo è anche lo stress, giustamente, perché vedi, il fattore altruismo è il fattore che uno infila nella fila, oppure dice... Esempi, ho fatto gli esempi, insomma le disobbedienze automobilistiche, i ragazzi che vanno in tre sugli scooter senza caschi, cioè sono delle offese alla legalità. Basta, ragazzi, basta, ormai non può portare di più. Diciamo che queste di Gigio Rosa non sono chiacchiere a vuoto, perché noi di Napoli in the World Magazine siamo testimoni quest'oggi qui della sua volontà, nonostante sia un personaggio che tutti conosciamo, di collaborare e di collaborare, possiamo dire insomma anche con chi insomma vuole fare qualcosa di buono. Non mi candiderò mai in politica, mai, non mi candiderò mai, però chiedetemi una mano per qualcosa di buono ve la darò sempre. Look into my eyes and